Buongiorno amici di Matto Scacco, oggi partitona di Niemann che ha ufficialmente, grazie a questa vittoria, raggiunto i 2700 punti ed è entrato nell'Olimpo dei migliori giocatori. Non vorrei dire una cavolata, ho controllato l'altro giorno, i giocatori over 2007 sono più di 50, non sono pochi, adesso andiamo a vedere anche sul sito della FIDE, vediamo qui chi sono i top e potete vedere che fino a sì, come dicevo, sì, fino a circa la 50ª posizione, sì, più o meno precisamente dal 39, dal 39esimo sono tutti top 2007. Incredibile, incredibile. E adesso, signori, in questa classifica speciale dove ci sono i migliori al mondo, i nomi che noi tutti conosciamo, ci sarà anche il buon Niemann. Ma torniamo a noi, Niemann sta giocando questo torneo, il Sunway Sykes Chess Festival 2022 e attualmente è in testa alla classifica, è secondo con solo una partita dalla fine, potrebbe forse anche vincerlo, chi lo sa. Intanto il suo traguardo più importante l'ha raggiunto, sia i 2700 punti, qui sfida questo maestro internazionale Gorkan da 2470, Gokerkan, e andiamo a vedere la partita. Niemann gioca con il nero. E 4C6, difesa Caro-Can di 5, cavallo di 2, linea principale, cavallo F6, cavallo si ritira, H5, linea di sorpresa, generalmente qui gioca un po' più tranquillo il nero, H5 e a questo punto il bianco risponde correttamente, questo cavallo è costretto ad andare sulla difensiva e adesso, dopo queste mosse, il nero passa in leggero vantaggio. Ancora una volta una preparazione teorica impeccabile da parte di Niemann e proprio come lui ha sempre riferito in tutte le interviste, lui ama passare ore e ore a cercare